Monselice, all'interno del Koine Tourism Forum, ha rappresentato un punto di riferimento per il turismo religioso nel territorio veneto, anche grazie al suo riconoscimento come città giubilare. A Monselice si trova il percorso delle 7 chiese e il crocevia dei 4 cammini. Questi importanti riferimenti per pellegrini e visitatori, combinati ad eventi promossi dalla città e dalla provincia, valorizzano Monselice come meta turistica. Quest'anno infatti abbiamo creato una serie di eventi collegati proprio al Giubileo che su Monselice in particolare si innesta con una peculiarità che rende Monselice unica, cioè il fatto che Monselice ha il percorso giubilare delle 7 chiese, che è parificato a quello di Roma e che quindi il pellegrino che viene da noi e fa il percorso naturalmente ottiene l'indulgenza plenaria. Ma oltre a questo Monselice è anche meta di turismo lento, perché Monselice è il crocevia di 4 cammini e quindi tutta questa attività che c'è su Monselice va promossa attraverso sicuramente il saper fare rete nel territorio con tutti gli attori che possono essere coinvolti e promuovere queste peculiarità che naturalmente portano un ritorno turistico importante, l'abbiamo visto con i numeri del Giubileo di quest'anno. Da qui non è una fine, ma è un riniziare un cammino di promozione attraverso quelle che sono le peculiarità della città. Monselice è anche una città che affonda le sue radici in una storia millenaria, collegata anche alla figura di Federico II, e anche questa figura è stata promossa in questi anni attraverso la Giornata della Rocca, che è una manifestazione che viene fatta la terza domenica di settembre di tutti gli anni. Sono 41 anni quest'anno, l'anno scorso abbiamo avuto anche la coincidenza con il 40° e che appunto racconta la storia della città attraverso 9 contrade che si sfidano, insomma, e poi c'è la vincitrice chiaramente, e ci ha permesso di creare collegamenti turistici, anche questo, con molte altre città d'Italia. La comunicazione per comuni ed associazioni diventa un punto di forza per la crescita del turismo religioso, che ha registrato a Monselice oltre 30.000 presenze nel 2025 di pellegrini, un dato che conferma l'interesse sempre maggiore verso questi percorsi spirituali e culturali. Eventi, manifestazioni e iniziative sul territorio contribuiscono a rendere la città sempre più attrattiva, favorendo una crescita costante degli arrivi e delle presenze turistiche. L'amministrazione sta facendo, prima di tutto, ha messo insieme tutti gli attori presenti nel territorio per coordinarli, per presentare un'offerta sul turismo religioso, dalla Proloco agli amici della Pieve di Santa Giustina, ai commercianti, agli amici dei cammini, proprio perché tutti insieme, coordinati, l'unione fa la forza per rendere la nostra città più attrattiva e più visitata da parte dei turisti. Ma i dati del turismo 2025 vedono Monselice in forte crescita come arrivi e come presenze turistiche. Questo fa sì che il turismo deve diventare per la città di Monselice una opportunità di impresa, e proprio per questo abbiamo anche riunito 9 attività di impresa del nostro territorio. Abbiamo formato un club di prodotto sul tema del cicloturismo e siamo stati destinatari di un importante finanziamento regionale. Il turismo religioso è una risorsa importante non solo per Monselice, ma per il Veneto, e iniziative come il Koine Tourism Forum di Vicenza contribuiscono a rafforzare la rete tra territori, istituzioni e operatori del settore.